26 a Macerata, 17 a Spresiano, 16 a Breda di Piave, 7 a San Biagio, 6 a Ponte di Piave, via via incalando. Un centinaio di segnalazioni nell'arco di 3 mesi del lupo, anzi della lupa, trattandosi di una femmina che si sposta lungo il Piave. L'ultima in ordine di tempo a San Polo, tra Guizza e San Giorgio. In prefettura è il punto della situazione chiesto dai sindaci dei comuni rivieraschi, che hanno ottenuto rassicurazioni sul fatto che l'animale selvatico, tutelato per legge, sarà a breve catturato come da autorizzazione rilasciata dal Ministero, che ha impiegato poche settimane a dare il via libera all'operazione a fronte di attese in altre circostanze anche di 8 mesi. Di rintracciare la lupa, ma non è del tutto escluso che gli esemplari in circolazione possano essere anche 2, si occuperà una squadra specializzata di tecnici forestali. Nel territorio classico, che può essere quello della Malga nel Bellunese, una squadra di questo tipo, che è specializzata nella cattura, ci impiega circa un paio di settimane, però sono stati piuttosto guardinghi nel dare la tempistica, perché l'area è vasta, l'area è nuova e soprattutto non ha un collare col GPS, quindi solamente tramite le segnalazioni si può sapere dove si trova il lupo. È vero che l'attività di monitoraggio è in corso, però dobbiamo continuare a fare la nostra parte come cittadini, questo è fondamentale. I primi cittadini cercavano rassicurazioni e le hanno trovate, dicono, non rimane che attendere. A Salgareda segnalazioni nel mio territorio non ne ho avute e il territorio è molto particolare mio, è un corridoio. Invece diciamo che il collega di Macerata ovviamente ha un'estensione anche molto più grande. Si sposta in un'area che attualmente non è il suo habitat naturale, perché quello che sarà fatto da parte di tecnici specialisti, non da parte del fai da te che non funziona mai su queste cose, è ovviamente la cattura, chiaramente se serve, la cura di questo esemplare. Punto e fine. Questo è il messaggio che deve passare. E non c'è un'emergenza, non c'è un pericolo vero e proprio, l'uomo può stare tranquillo. Non c'è un'emergenza, continua Marini, ma nessuno può escludere che altri esemplari in futuro discendano il Piave ed è importante preparare la popolazione. Se questa lupa non è ancora tornata da dove è venuta è anche perché la si è approcciata in modo scorretto. Da qui l'idea di organizzare serate a tema e distribuire materiale informativo. A breve arriverà anche un vademecum da chiaramente condividere con la cittadinanza per i comportamenti da tenere in caso di avvistamenti e di contatti ravvicinati con l'esemplare.